consorzio dello Zampone e del Cotechino di Modena IGP compie 10 anni. La tradizionale festa con cui si celebrava annualmente l'anniversario naturalmente non poteva essere svolta con la formula tradizionale che, lo ricordiamo, si svolgeva in centro a Modena con un'ampia cornice di pubblico e con i giovani chef all'opera per interpretare ricette particolari con questi prodotti della tradizione. Il consorzio però non ha voluto rinunciare a celebrare questo importante anniversario e anzi ha scelto di farlo nel segno della solidarietà. Siamo infatti a Villa Montecuccoli, che diventerà un'importante struttura sanitaria per il territorio, una struttura che sarà a fianco delle persone e delle loro famiglie che affrontano una malattia particolarmente grave. E infatti nella scelta di questa location si va a sottolineare anche l'impegno del consorzio nella ristrutturazione dell'edificio, ristrutturazione che porterà all'apertura appunto di questa struttura sanitaria. Avevamo previsto veramente una festa molto grande, però purtroppo l'evento pandemico ci ha tarpato le ali, però siamo riusciti a trovare, grazie anche alle istituzioni, questo posto bellissimo, questo hospice per Modena per la vita Cristina Pivetti, in cui, come vedete qua, c'è questo parco bellissimo, perciò stiamo facendo questa nostra festa rispettando tutte le norme Covid, ma poi soprattutto ci siamo anche abbinati un'iniziativa privata e pubblica, perché gestita dal Comune e dalla Regione, in cui noi praticamente abbiamo fatto una donazione diciamo per un servizio che sarà pubblico per il territorio, e questo praticamente ripetiamo che sia molto importante, perché anche noi che abbiamo prodotti del territorio vogliamo cercare di dare un contributo in questo momento qua, a un momento che diciamo è molto brutto e molto infelice per tutti, e come Presidente del Consorzio sono molto orgoglioso che i nostri consorziati abbiano deciso di fare lo stesso questa festa, perché vuol dire che noi ci siamo ancora presenti, e un grazie anche alle istituzioni sia del Comune di Modena che della Regione che ci hanno concesso di farle, perché purtroppo quasi tutte le manifestazioni nel nostro settore dei salumi sono quasi tutte saltate. Penso che sia rimasta, se non l'unica, quasi l'unica, che riusciamo ancora a dire che siamo presenti, ed è anche un messaggio per il Natale, per poter dire benissimo signori, purtroppo non potremo andare in giro, saremo vincolati a casa, con i nostri prodotti che sono della tradizione, che fanno parte del Natale, dell'ultimo dell'anno, noi ci saremo ancora, perciò penso che possa essere un messaggio di speranza, di solidarietà, e come diceva Émile Zola, in un momento di tristezza mangiare qualcosa di buono che porta spirito, porta felicità. Poi, come dico sempre io, c'è questa tradizione che l'ultimo dell'anno zampone e cotechino mangiato e abbinato con le lenticchie porti fortuna e porti soldi. Beh, quest'anno penso che allora dovremo mangiare tutti tanti zamponi e tanti cotechini, sperando che il 2021 cancelli, porti via questo 2020, che ritengo per tanti, ma per noi anche qua in generale, visto anche gli ultimi eventi dell'inondazione che abbiamo avuto, insomma quest'anno nel 2020 qua nel territorio modenese non ci siamo fatti mancare niente. Ad interpretare lo zampone e il cotechino tra i fornelli c'è lo chef Igles Corelli, lo vedete già all'opera, in una giornata che poi sarà caratterizzata anche dalla musica, dallo spettacolo, in particolare dal comico Vito, e poi appunto la musica di Frankai Energy. Allora abbiamo già preparato in fondo lo zampone con la verze e l'aceto, quindi uno zampone precotto, semplicemente facciamo cucinare la verza e poi sopra mettiamo lo zampone, la particolarità comunque è l'acidità dell'aceto. Poi il cotechino in galera, quindi un cotechino avvolto con il prosciutto e la carne del maiale, viene rosolato e abbinato con un purè. Le code e le teste dello zampone e del cotechino le andiamo a rosolare e facciamo un risotto con gli spinaci, la testa e la coda del cotechino e zampone e dello yogurt. Ma parliamo allora anche degli aspetti nutrizionali dello zampone e del cotechino, lo facciamo con il direttore del consorzio Gianluigi Ligassacchi. Ecco, questi prodotti, senza rinunciare al gusto, sono però migliorati moltissimo dal punto di vista nutrizionale e vanno anche incontro a quelle che sono le esigenze, no, del consumatore moderno. Spieghiamo questi cambiamenti. È vero che sono diventati molto più magri di quanto non si possa pensare? Sì. Sono diventati molto più magri perché il 40% di diminuzione di grassi per lo zampone è comunque un valore importante, però erano già molto più magri di quanto si pensasse, perché sono prodotti che all'occhio un po' ingannano, perché tradizionalmente sono fatti, la ricetta tradizionale, quella storica, è un terzo di tagli nobili, perché si usano solo tagli nobili per questo prodotto, quindi ad esempio la spalla, magri,
un terzo di tagli nobili un pochino più grassi per dare sapore come la pancetta e un terzo si usava proprio la cotenna, quindi la pelle del suino. Tutto questo veniva sminuzzata, triturata e mescolata nell'impasto. In realtà la cotenna però è fatta di collagene, che è una proteina, soltanto che con la cottura, perché sono prodotti che vengono venduti precotti, ma se non fossero precotti ci vorrebbero 3 ore, quindi le nonne al nord quando prendono lo zampone crudo o il cotechino crudo ci mettono 3 ore a cuocerlo. La cotenna si denatura la proteina collagenica e assume un aspetto che ricorda quello del grasso, quindi sembrano prodotti grassi ma in realtà hanno molti meno grassi anche di altri salumi, che in generale i salumi sono tutti dimagriti, quindi hanno 250 calorie per etto, che è più o meno le calorie di una mozzarella a fior di latte, stiamo parlando di 100 grammi, quindi circa 2 fette, che è una porzione, quindi possono essere consumati molto di più di quanto si pensi, però l'aspetto effettivamente inganna molto, quindi questa è un po' una penalizzazione che ha sempre avuto, però viene compensato poi da questo sapore molto ricco, molto particolare che dà gioia, no? Anche in questo periodo difficile per tutti. Sono prodotti che nutrono anche un po' l'anima e poi sono prodotti un po' anche anticrisi, perché sono comunque prodotti molto buoni legati alla tradizione. Stiamo parlando comunque di un IGP, un'indicazione geografica protetta, quindi un prodotto protetto dall'Unione Europea con tutta una certificazione molto elaborata, che però ha un costo comunque molto contenuto tutto sommato, quindi sono un po' anche anticrisi economica, visto che oggi si parla tanto anche di crisi economica. Ricordiamo anche la differenza tra zampone e cotechino? Ma a livello di impasto sono esattamente identici. Tra l'altro le aziende fanno sia zampone che cotechini. Quello che cambia è l'involucro, che è sempre un involucro naturale, però nello zampone tradizionalmente si usa la pelle della zampa anteriore dei suini e invece nel cotechino si usa quello che si usa per i salami, quindi il budello naturale. Ecco, come lei ricordava, sono prodotti tradizionalmente legati alle festività di Natale e di Capodanno e quest'anno ce n'è particolare bisogno, insomma, di trovare questa atmosfera. Però ecco, è vero che state cercando anche di destagionalizzare il consumo di questi prodotti, perché in realtà potrebbero essere adatti anche ad altri momenti dell'anno. Assolutamente sì, soprattutto per il cotechino Modena, che è un prodotto che anche a livello di peso è tra i 300 e i 500 grammi, quindi consente anche di essere una porzione per 2 o 3 persone, perché lo zampone invece, proprio per il fatto che la pelle della zampa anteriore è quella, raggiunge sempre 1 chilo e quindi è adatto magari a una famiglia un pochino più grande, quindi lo zampone rimane purtroppo relegato molto alle festività natalizie. Il cotechino invece, il cotechino Modena, ha un consumo che si sta piano piano dilatando, diciamo che ha un consumo tra novembre, che è quando comincia a apparire nei supermercati, e diciamo marzo-aprile, ecco. Però potrebbe essere consumato in alcune regioni, è consumato anche d'estate addirittura, perché poi si presta anche a piatti anche freddi, anche se magari fanno un po' strano, no, nell'immaginario collettivo. Invece questo legame con le feste come è nato? Su quali tradizioni si fonda? Quella più attendibile è che, siccome è un prodotto tipico del nord Italia, al nord si uccideva il maiale, che diventava questa grande festa a novembre. Quindi venivano presi vari tagli di prosciutti, venivano messi a stagionare per almeno 1 anno, i salami per qualche mese e poi venivano insaccate con la cotenna nelle zampe anteriori, ogni maiale ne aveva soltanto 2 perché quelle posteriori vengono usate per i prosciutti. Quindi venivano fatti questi prodotti, questi zamponi, che però avevano una conservabilità di circa un mese e mezzo, perché andavano un po' stagionati ma poi subito mangiati, quindi da novembre si andava a dicembre. Siccome erano soltanto 2, diventavano alle corne una cosa particolare e si mangiava il 31 di dicembre. Il collegamento dedicato a zampone e cotechino di Modena IGP termina qui e si avvia a conclusione anche la puntata di oggi. Da parte mia a tutti voi i miei più cari auguri per un buon 2021 e continuate a seguirci, perché il prossimo anno ci saranno tante novità anche per quanto riguarda la nostra trasmissione. Per i saluti finali, linea a Claudio, Elisabetta e Gabriella. Allora, un bellissimo camino, un bellissimo allestimento di prodotti del territorio che comincia dagli antipasti, passa per i primi, le carni e i dolci. Dietro di noi la preparazione delle caldarroste, che volete di più, però non ve lo raccontiamo questa volta, perché questa invece per noi è solo l'occasione di salutarci. È la nostra ultima puntata del 2020, è la nostra ultima puntata su questo canale.
per cui dal gennaio 2021 ci ritroveremo però insieme e davvero faremo tantissime cose insieme, tutte le settimane, tutti i mesi, per tutto l'anno. Quindi che dire? Semplicemente seguiteci, continuate a seguirci come avete fatto fino a questo momento, e per avere tutti i dettagli ci sono i nostri canali social, le pagine web, e quindi potrete tranquillamente segnarvi tutto quello che serve. Ricordatevi che noi raccontiamo l'agricoltura e l'agroalimentare, non solo dell'Emilia Romagna. Saremo difatti in onda con tutti voi, davvero in una piattaforma che vi accompagnerà in tutti i modi. Quindi in sovraimpressione stanno vedendo tutto quanto, state vedendo tutto quanto, sarà un anno nuovo per noi, con voi, e naturalmente ci auguriamo sempre insieme. Noi qui ci facciamo un brindisi che è, diciamo, virtuale anche con chi ci segue da casa. Con i frutti della terra a cielo aperto, arrivederci al 2021. E ovviamente buon anno a tutti. Esatto. Auguroni. In collaborazione con